L'itinerario che dalla Pietrasanta e da San Pietro a Maiella conduce fino al complesso dei Girolamini segue il tracciato del decumano maggiore dell'antica città di Neapolis. L'uno dopo l'altro si susseguono chiese e monumenti di epoche diverse che testimoniano la storia millenaria, le antiche tradizioni e la profonda religiosità del popolo napoletano. Si parte dalla chiesa angioina di San Pietro a Maiella con il conservatorio annesso e si prosegue costeggiando la cappella a Pontano, la chiesa di Santa Maria Maggiore con il campanile della Pietrasanta e la chiesa barocca del Purgatorio ad Arco, dove ancora oggi si pratica il culto delle anime dei defunti. Via Tribunali, all'altezza della chiesa di San Paolo Maggiore, incrocia piazza San Gaetano, che coincide con il foro della città romana di Neapolis, a sua volta costruito sull'agorà del periodo greco. Da qui è possibile scendere a Napoli sotterranea e visitare l'acquedotto romano della città. Oggi, su piazza San Gaetano, si affaccia la chiesa di San Lorenzo, esempio meraviglioso di gotico francese trapiantato a Napoli. Prima di proseguire lungo via Tribunali, si consiglia di scendere in via San Gregorio Armeno, la celebre via dei Pastori, dove in ogni periodo dell'anno si espongono figure presepiali, realizzate secondo l'antica tradizione locale. Via San Gregorio Armeno deve il suo nome al convento omonimo, con la chiesa barocca e il chiostro, che è possibile visitare solo in determinati periodi. Risalendo su via dei Tribunali, infine, si incontra il complesso dei Girolamini. Il campanile della Pietrasanta, databile tra il X e l'XI secolo, deve il nome alla vicina chiesa di Santa Maria Maggiore, altrimenti detta della Pietrasanta, insieme alla quale fu edificato sopra i resti del tempio romano di Diana, i cui ruderi si possono ancora in parte ammirare alla base del campanile. La cappella a Pontano fu eretta nel 1492 per volontà di Giovanni Pontano. L'edificio di incerto autore è costituito da un'aula a pianta rettangolare coperta da volta a botte, al di sotto della quale è situata una cripta. L'esterno presenta due portali in marmo sovrastati da epigrafi con stemmi della famiglia e piccole finestre. La basilica paleocristiana di Santa Maria Maggiore fu costruita nel VI secolo. Difficile ipotizzare le forme architettoniche originarie della basilica a causa dei rifacimenti seicenteschi progettati da Cosimo Fanzago. La chiesa di Purgatorio ad Arco fu fondata nel XVII secolo da una confraternita dedita al suffragio delle anime del Purgatorio. Nel primo ordine della facciata compaiono teschi, ossa, clessidre ed altri elementi attinti dal mondo dei defunti, inseriti in un'armoniosa composizione barocca. La visita a Napoli sotterranea consente di ammirare una parte dell'acquedotto risalente all'epoca romana e lungo più di 170 chilometri. L'acquedotto, sfruttando la natura tufacea del sottosuolo napoletano, correva in parte in galleria, in parte all'aperto su arcate in laterizio, delle quali resta traccia nei cosiddetti Ponti Rossi. La caratteristica strada del celebre e poetico artigianato presepiale napoletano è via San Gregorio Armeno. La strada ha mantenuto per secoli quella vitalità che ancora oggi la contraddistingue. Una strada percorsa durante i secoli da tutti i napoletani. Ciò che attrae maggiormente il turismo è la fiorente produzione di pastori in terracotta e di tutto ciò che riguarda l'arte presepiale. Folle di visitatori, scolaresche di ogni parte del mondo affollano incessantemente questa strada che sembra appartenere al mondo dei sogni. Salendo per San Gregorio Armeno si giunge a piazza San Gaetano, il cuore della Napoli antica. La piazza ospita la chiesa di San Lorenzo Maggiore. La facciata della chiesa, benché ricostruita nel 1742 da Ferdinando Sanfelice, dà accesso ad uno dei più straordinari monumenti di età gotica di tutta Italia meridionale. Dopo periodi di grandi difficoltà nell'Ottocento e nei primi del Novecento, finalmente San Lorenzo ha recuperato da diverso tempo il suo eccezionale aspetto originario, grazie ai complessi lavori di restauro durati decenni. Nei pressi di San Lorenzo Maggiore si trova la splendida basilica di San Paolo Maggiore, edificata nell'VIII secolo per celebrare la vittoria dei napoletani sui Saraceni. L'ampliamento ed alcuni crolli avvenuti a causa del terremoto del 1688 portarono ad interventi sulla facciata ad opera di Arcangelo Guglielmelli, che inglobò nel prospetto due colonne corinzie dell'antico tempio romano ai lati dell'ingresso, uniche superstiti di 8 colonne.
Il nostro itinerario si conclude con il complesso conventuale dei Gerolamini, fondato nel XVI secolo dalla congregazione dell'oratorio di San Filippo Neri, detta dei Gerolamini. La chiesa presenta 3 navate separate da colonne di granito e cappelle laterali. La facciata fu ristrutturata verso la fine del Settecento da Ferdinando Fuga e presenta statue di Giuseppe San Martino.